E ti chiedo intanto da che ambiente familiare provieni? Mio padre era maestro elementare, aveva fatto il classico, orfano, poi si era studiato da prete a Gorizia e dopo 2 anni che non lo faceva e allora uno zio benestante di Gorizia l'ha mantenuto gli studi. E poi era da giovane socialista, nel 28 aderisce al partito fascista, fa il militare e poi va volontario in Somalia, anche per sostenere i fratelli minori che aveva, che era il cruccio della sua vita. Si sposa con Dolores Malacrea e Dolores Malacrea era figlia di un piccolo commerciante, donna energica, molto volitiva, eccetera. E mio padre grande cultura, in paese era un punto di riferimento, era al Mestri, cioè detto tutto, ecco, disponibile a tutto, faceva le pratiche di pensione per tutti prima del sindacato, eccetera. Ritorna socialista nell'ovile del Partito Socialista. E questa è la provenienza, come diciamo una buona parte dei ragazzi del 68, dei compagni che ho trovato all'università. Venivano da famiglie operaie, qualcuno contadino, pochi, piccola borghesia come me. Mio padre ha curato molto le letture che facevo, cioè mi ha alimentato continuamente da giovane, ma dico, mi ricordo a grado, andavo a prendere i libri della Burdi, Verga, Pirandello, poi di Hemingway, cioè c'era un Steinbeck, cioè c'era tutta una serie di letture. Poi dal 64, quando è uscito C'è questo uomo, di Primo Levi, e poi Il lungo viaggio attraverso il fascismo, che è un libro che lo riguardava in particolare, di Zangrandi, per cui alimentato da letture così, Fanon, Le Dannate della Terra, cioè me le proponeva senza un piano, però c'era dopo a distanza di tempo, dico che c'era una logica. E poi però una grande momento di formazione importante è stato il paese. Fino al 64-65 in paesi come quello di Aiello c'era la Stasi, c'era il dopoguerra, si lavorava, si hanno ricostruito, tutti correvano, la vita culturale era praticamente inesistente. C'era, da Aiello avevamo il Cinema Italia, per cui tanti western, Amadeo Nazari, eccetera. Nel 64 sono tra i fondatori del Circolo Colavini, Arturo Colavini, un pittore un po' manierista così, che dipingeva le contesse in tutti i sensi. Ed era un momento così, una persona di cultura famosa in Friuli, eccetera, anche se aveva rapporti sempre con la Germania, dove sappiamo Monaco, questo Colavini. E abbiamo fondato un circolo. E cosa fa un circolo in quegli anni? C'è il finanziamento regionale, c'è il socialdemocratico Bertoli che ti fa avere il finanziamento, che aiuta quei finanziamenti a pioggia che adesso Torrenti tanto aborrisce. Sta di fatto che si crea un grande fermento culturale. Grazie ad alcuni intellettuali come il preside della scuola Giuseppe Marcante, grande intellettuale come pochi, anche molto più famosi di lui, Fredo Degenhardt, partigiano ebreo, che si salva per un pelo, va sul Canin, assiste anche indirettamente alla strage di Asopo, insomma era socialista Degenhardt. E comunque arrivano idee e si cominciano a proiettare i film ben prima di Udine che a Trieste, al Barbaro. Si proiettano che cosa? Joris Ivens, Buninaz, Vidarzè, si proiettano i film ovviamente di Eisenstein, tutti, Vertov, L'uomo con la macchina da presa, e via di seguito. Cioè, c'è un fermento e partecipano a questa vita culturale tutte le componenti politiche e culturali del paese e dei paesi vicini, perché Aiello era un paese bianco cosiddetto, confinava con i paesi di tradizione comunista, Campolongo, Ruda, Terzo, eccetera, Cervignano. Però Aiello aveva una caratteristica, era un paese di artigiani,
Muratori, Fabbri, eccetera, e con vocazione piccolo borghese. Sta di fatto che c'era una fascia di ragazzi che ha cominciato ad andare proprio con la mia generazione nel 1946 a frequentare le scuole medie di Cervignano. Per cui sono arrivati nel 66-67 persone che avevano voglia di capire, studiare, leggere. E cosa si fa in un circolo? Oltre che i film, presentati da personaggi come Nereo Battello, poi presidente, senatore, cioè membro della commissione stragi, come Gregoricchio che dirigeva il teatro alla scuola di Fagagna, o Damiani, i fratelli Damiani, o Giulio D'Andrea, o Jacomin, ognuno per un'area culturale e politica diversa, venivano a presentare i film. E la sala era strapiena, c'erano 220-250 persone, strapiena, per cui era una cosa veramente pulsante. Ed andava avanti così, tornei di scacchi, per cui scuola di scacchi per tutti. Venivano anche gli iscritti al movimento sociale. Per fortuna perdevano sempre anche gli scacchi, per cui era un piacere avere la loro frequenza, tipo Geotti, che era proprio buone persone, ma così partecipavano, non avevano la facoltà di indicare conferenzieri, eccetera. C'era l'arco costituzionale, veniva Nicola Bergamasco, che era segretario dei giovani DC della regione, che poi è morto giovane quando era presidente dell'ospedale di Palmanova. Cioè, c'era fermento, ecco, questo è un dato. C'è stato un episodio per te decisivo, un vero e proprio spartiacque, che è stata appunto quella contestazione al ballo delle debuttanti a Lignano, no? In provincia di Udine. Come si è svolta questa vicenda? Nel 69, ancora il circolo era ancora pulsante, frequentato da tutti. Una sera, alla fine di un dibattito, un funzionario del PSIUP, Andrea Dean, viene e distribuisce un volantino che convoca una manifestazione contro un ballo di beneficenza organizzato dalle patronesse di Udine, un ballo di beneficenza dei giudici e degli avvocati a Lignano, al Circolo dei Forestieri. E alcuni di noi lo prendono, lo vedono e decidono di andare. Io passo anche a prendere un mio amico, Giorgio Pletti, che adesso è morto purtroppo, che era di posizione piuttosto di destra, però in evoluzione, diciamo. Per fortuna non viene, era già sposato, è rimasto incinta lui più che lui, la morosa, e per cui a 18 anni o 20 anni quanto era quella volta, e non viene. E io ci vado, arrivo tardi perché la macchina si rompe, la 500 spendava olio dalla coppa, dal carter dell'olio sopra, che era sopra. Quando arrivo trovo Nicola Bergamasco e suo fratello, cioè segretario della Democrazia Cristiana regionale, e trovo Renzo Marinic, che lavorava per la Pravisani Esplosivi, ma in quanto ragioniere, ed era iscritto al PSIUP ed faceva anche un lavoro da funzionario così. E c'era anche il figlio di Lizzero, c'era Del Piero, e ci guardiamo, non c'è Dean, che era figlio di un poliziotto di Verona, non c'è Dean, funzionario del PSIUP, ci guardiamo e diciamo: ragazzi, atto di presenza e andiamo a casa, perché qua ci imbragano tutti. Facciamo un po' di attività di promozione dell'atto di presenza da andare a casa. Arriva una macchina, un gruppo di giovani tira del ghiaino perché fa una frenata questa macchina, uno viene sbalzato sul cofano e neanche detto il tenente Plattarotti ordina di arrestare me e poi gli altri, poi Marinic, il Griso, che si chiama Zaina, eccetera, che lavorano in regione, e poi il giovane Vanni De Lucia, che poi farà il teatro in Genova, aveva 15 anni. Io sono in mezzo ai due Bergamasco, ho le mani in tasca e mi trovo improvvisamente un carabiniere qua, un carabiniere di là, e coi bottoni tutti rotti dell'impermeabile.
i 2 bergamasco vengono buttati in parte perché non li hanno toccati e mi portano verso il cellulare. Mi tengono sempre uno di qua, uno di là, arriva il direttore del Circolo Forestieri e mi dà un cazzato in pancia come nei film, cioè, come nei western, e poi mi buttano sul camion. Poi arriva Marinic e altri, eravamo in 7 credo, e ci portano verso la caserma. Credo sia stato un appuntato che guidava, diceva mi facciamo leccare le uova, perché va detto che poi è partito il lancio delle uova da parte di alcuni e un uovo va sulla trave del Circolo dei Forestieri e cola lentamente e cade sulla giacca di un giudice. Cavolaccio, cioè non si può fare questo, no? Quando arriviamo in macchina, sul cellulare, dico mi faremo leccare le uova. Arriviamo alla stazione di Lignano e subito dopo di noi arriva un altro cellulare con Vanni De Lucia, questo giovane, alto, magro, con impermeabile grigio, entrando dentro dice allarga le braccia e chiude le braccia, chiudendo le braccia colpisce la tasca e dentro la tasca c'è un uovo che cola, per cui eravamo tutti a ridere per l'uovo mentre Zaina aveva le uova in tasca e le teneva ben protette, ha chiesto di andare in gabinetto. La porta del gabinetto era rimasta aperta e lui, uomo violento, invece di buttare le uova nel buco, le deposita vicino allo scovolino. Lo sorprendono e al processo risulterà che Zaina deposita le uova in gabinetto. Questo è il quadro. Poi ci portano alla Tisana, fuori i compagni si mobilitano subito, arrivano a gridare liberi, liberi, uno dice come Nicola De Cesare, Bressan libero o il caos, anni dopo dirà Bressan libero è il caos, e poi la cella era brutta perché era ancora piena di fango dell'alluvione, credo del 66, c'era piena di zanzara anche se era gennaio, e poi l'indomani ci portano ammanettati con le manette chiavardati bene e incatenati tutti come una volta. Le manette sono scomode, quelle di adesso sono decisamente migliori, non le ho provate ma vedo nei film. Ci portano alla via Spalato e ci mettono dentro, compreso anche Vanni, quindicenne, alla faccia. Lo mettono dentro e capitiamo in cella con persone, cioè io ero come uno che, povero uomo, povero ragazzo, diceva, era accusato di aver minacciato di morte la zia e i parenti l'avevano fatto mettere dentro, aveva detto io ti copi, messo dentro. Un altro aveva rubato 12 uova e la bicicletta in stazione, me lo ricordo bene, e periodicamente rubava d'inverno la bicicletta per andare dentro al caldo. E così si sta dentro. Poi c'era un più grave, era un piccolo recettatore di Latisana. E così passiamo dentro un po' di giorni. Ecco. Quel processo, nel quale siamo stati assistiti da avvocati, o dall'avvocato Colle, che era del PSU, eccetera, quel processo per me ha segnato poi un periodo di vita molto delicato, perché me l'hanno fatto pagare pesantemente. Ci hanno dato 4 mesi e a me 50.000 di multa per aver bestemmiato, che era vero, mi era scappata un'imprecazione, perché quando ero dentro, siccome avevo visto diversi film americani del commissario per i Mason, eccetera, avevo chiesto un gettone per fare una telefonata all'avvocato e mi sono saltati sopra in 4 e ho cominciato a pestarmi. È intervenuto un carabiniere semplice di Aiello, Vittorio Giglio, che ha detto no, fermatevi, lo conosco, e mi ha salvato dal pestaggio. Questo era il discorso. Da quel momento, Giglio poi è venuto alla presentazione del libro che ho fatto ad Aiello, anzi mi ha chiamato il giorno dopo, ha detto io sono il carabiniere Giglio. Sei Vittorio? Sì. Ah, ciao Carlo, vorrei chiederti un autografo sul libro. Sono andato giù subito, mi ha dato 2 bottiglie, un abbraccio e gli ho fatto l'autografo. Ecco. Chiudo qua questa parte iniziale che ha segnato il mio percorso culturale e politico. Quali sono stati i rapporti tra i coetanei a Aiello, paese che ha delle caratteristiche particolari? Eravamo diciamo così, un gruppo molto fiatato, che era formato sia da quelli che avevano frequentato le scuole, stavano frequentando
le scuole medie a Cervignano, sia da altri ragazzi, perché tuttora ci troviamo, quelli delle elementari. Eravamo nel 46, eravamo una quarantina in prima elementare, per cui continuiamo a trovarci, molti meno, perché insomma ormai siamo quasi agli sgoccioli, però ci troviamo e quella volta il paese c'era molto unito, e noi in particolare. Si faceva le feste a fine anno, si le faceva nella cantina della Villa Parisi, il barone Parisi, morto poi mi ricordo, negli anni 60, a seguito a Londra, ma era coinvolto nello scandalo del number one a Roma, per cui i primi festini, eccetera. E noi li facevamo invece in questa villa, dove il figlio del custode ci invitava, e noi facevamo queste feste con 40-50 persone. Questo era il nostro, perché era un gruppo affiatato. La discussione politica c'era, ma era più blanda, più un confronto. La tendenza, come anche al Malignani che io frequentavo, era quella di un'adesione verso il Partito Socialista. I comunisti erano pochi da ieri, erano Gianni Buiat e pochi altri. Ecco, c'era Gianni Buiat emarginato tendenzialmente dal paese, persona colta, eccetera, però autodidatta, ma fuori. Poi col Circolo Calavini entra in gioco invece di nuovo, e anche con Marcante, con Fredo Degenat che era socialista. Come si è delineata per te la scelta della scuola superiore, cioè l'Istituto Tecnico Industriale di Udine Malignani? È una scelta tua o legata a discorsi con i tuoi familiari? Malignani è stato un punto di riferimento formativo molto duro. Io ho avuto professori importanti come l'Andreina Ciceri italiano, come Petrei di matematica e fisica, o Minisini di elettrotecnica. C'era una scuola dura, tante ore, 42 ore alla settimana, fino al sabato pomeriggio. Avevamo le buche cosiddette, non poche, per cui niente calcio a un certo punto, perché eri lì e non potevi tornare dentro nel Malignani il pomeriggio, avevi un buco, andavi fuori e andavi in osteria a giocare a carte o a studiare. Questo è il Malignani. Avevamo fatto le elezioni e risultava vincente il Partito Socialista, poi comunista, poi democristiani. Io ero partito molto bene il primo anno alle medie col latino, eccetera, poi mi ero un po' perso, cioè non ero uno studente modello, non sono mai stato uno studente modello, neanche il Malignani. Studiavo gli ultimi 3 mesi e qualche volta sono stato promosso grazie al fatto che non marinavo più, e per cui non sfondavo le presenze, le assenze, che erano 250 ore mi pare, quindi devo stare dentro le 254 ore. Cioè, quindi non è un modello da seguire quello del sottoscritto. Quando arrivi all'Università di Trieste, che tipo di scelta di facoltà fai? La scelta prima è stata ingegneria, faccio 3 esami e poi litigo, al 4º esame litigo con il professore di analisi. Lo scritto l'avevo fatto bene, l'orale sono arrivati 3 ore dopo e io ero fuori di me, cioè perché il punto debole mio, uno dei punti deboli, è la tenuta nervosa. E hanno cominciato gli stessi assistenti a prendermi in giro, e io ho preso il libretto e l'ho tirato invece di farmelo tirare. E sono andato via, sono andato a lavorare in un campeggio a Venezia e dopo sono tornato e ho finito in 2 anni geologia, con indirizzo didattico, perché ho preteso, grazie alla legge Sullo, di introdurre nel piano di studi l'esame di pedagogia, e l'ho fatto con la Metelli di Lallo, che era un grande docente allora. Anche a Trieste, inizio col 67, i primi movimenti, noi avevamo trovato, un gruppo di noi, 6 o 7 di noi, avevamo trovato un appartamento, una soffitta in via Torretta, era al 6º piano, era un sottotetto, ma non era una selda bohemienne, costava poco, era fredda, c'era il gabinetto ma non il bagno, tanti baccoli che correva, che faceva rumore di notte, e il vento soffiava attraverso il muro, e siamo stati solo 1 anno lì.
perché non si poteva studiare solo all'università e non lì. E lì abbiamo fatto, qualche sera abbiamo fatto le prime letture del manifesto del Partito Comunista collettive, cioè questo giusto per capire. Nel 68 comincio a ho frequentato l'occupazione di lettere, ci capivo poco ancora perché leggevo 15 e capivo un quarto, c'era Fortini che scriveva e altri. All'università veniva Ugo Volli, che adesso insegna, non mi ricordo cosa insegna, ma una materia molto complessa sulla comunicazione. Boh. E c'era Donini, c'era Giorgetti, ingegnere, ecco. Ingegnere, c'era il ragazzo che aiutava Giorgetti a salire a cavallo quando Giorgetti andava a cavallo dopo l'università, per cui c'era tutto. C'era Pinkerle che era spastico e che uno dei pochi sopravvissuti della famiglia Pinkerle ebrea, Venza anarchico all'inizio della sua attività anarchica, buonissimo, un grande amico, la sua morosa Clara Germani. Insomma, ci siamo trovati un ambiente dove si discuteva molto, dove c'era un fermento. E c'era Donini, c'era Giorgetti, ingegnere, ecco. Ingegnere, c'era il ragazzo che aiutava Giorgetti a salire a cavallo quando Giorgetti andava a cavallo dopo l'università, per cui c'era tutto. C'era Pinkerle che era spastico e che uno dei pochi sopravvissuti della famiglia Pinkerle ebrea, Venza anarchico all'inizio della sua attività anarchica, buonissimo, un grande amico, la sua morosa Clara Germani. Insomma, ci siamo trovati un ambiente dove si discuteva molto, dove c'era un fermento. Sono arrivato una sera che facevano un esperimento, ma non me l'ha detto, chiuso dentro un'aula un gruppo per verificare, doveva essere il gruppo di controllo, cosa faceva che effetto provocava chiudere delle persone dentro un ambiente chiuso, e alla fine ha dimostrato che si sviluppa l'aggressività. Insomma, ecco, questo era anche il 68. Senti, la domanda che viene spontanea è questa: come mai diciamo, l'epicentro era la facoltà di lettere, l'occupazione a lettere, rispetto alla geografia accademica? Perché lettere aveva i collegamenti, me li ricordo questi, aveva i collegamenti con Venezia, con Milano, cioè era collegata. Gli altri studiavano, non c'era tempo. Uno che faceva ingegneria non ha tempo o fisica o geologia, non ha tempo neanche di guardarsi in giro. Lettere era già il loro terreno. Però già durante l'occupazione di lettere arrivano studenti di altre facoltà, arrivano soprattutto i fuorisede. Noi avevamo problemi concreti: dormire, mangiare, cioè, punto, e posto dove studiare. Poi, diciamo, come hai vissuto l'esperienza del 68 a Trieste? Il 68, dopo il 69, si comincia a fare un'azione sindacale. A Trieste il movimento ha avuto un impatto, sul movimento c'è stato un impatto sindacale molto forte, dato proprio dalla presenza dei fuorisede, dei friulani, dei bisiacchi, c'erano diversi amici, eccetera, anche dei veneti che venivano su, come Igor, che studiava matematica, poi è diventato direttore del centro di matematica. E dopo un anno, dato che il posto dove eravamo in Via Cavana non era proprio dei migliori, ho trovato un grande appartamento modello Trieste, Mitteleuropa, in Via Gatteri, 6 stanze, un corridoio lungo, un bagno che poi abbiamo dipinto in rosso, beh, perché bisognava fare così, una cucina in pietra bella, eccetera, e entriamo dentro in questo appartamento e nel giro di 2 anni lo rimettiamo a posto, cioè, perché
Canciani era idraulico, io elettricista, quell'altro tecnico, insomma si mette a posto tutto per vizio di lavoro proprio. E la prima settimana l'abbiamo chiamato Comune Carlo Marx, perché cavolo, insomma. Dopo una settimana, dato che eravamo da 8 o 10 persone dentro, ho proposto un nuovo nome e l'abbiamo chiamato, dato che eravamo in via Gatteri e dato che eravamo in tanti, l'abbiamo chiamato La Gatteria. Ed è passato così a Trieste, all'università era La Gatteria. Le donne stavano invece, le compagne, in Babberia, perché le babbe stanno in Babberia. I medici stavano in via Giulia. Insomma, ogni gruppo di studenti aveva la sua. In via Gatteri c'era Battiston, ingegnere velocissimo nello studio, suonava il piffero, poi dopo laureato ha suonato il piffero anche per un pezzo, poi si è messo a lavorare veramente, non aveva voglia, ma gli studi li ha fatti così. Aveva il gemello Edgardo che studiava medicina e stava con noi, è stato con noi anche lui un po' di mesi, e c'era Basaglia, per cui avevamo tutte le novità, ma Edgardo ci ha portato soprattutto l'approccio verso il sesso di Reich, di William Reich. Ci ha fatto delle lezioni sulla macchina organica, l'energia organica, cioè, cavolo, era mica niente. E poi ci dava le indicazioni per la salute. Ad esempio, una volta ci ha dato l'indicazione, dato che mangiavamo male, pasta asciutta sempre, fatta in dentro, in casa lì, e ci ha consigliato il grande pentolone di mele cotte. E abbiamo fatto un pentolone enorme di mele cotte per andare di corpo. E poi, vabbè, Edgardo ha fatto il giro del mondo anche lui, dopo con la medicina, con la psichiatria. E c'era Dainese che studiava l'analisi guardando un foglio, mettendolo giù ed era già a posto. Noi facevamo una fatica del diavolo, lui andava via come un caccia, erano 7 fratelli. E ha finito con rapidità, si è sposato con una bella ragazza, ha lavorato 3 mesi a Marghera, si è licenziato, adesso questo non è per me, e ha messo in piedi un'attività di rigattiere, e poi un'attività a Venezia, e poi un'osteria. E poi dopo è morto giovane di tumore e si è fatto seppellire in un vasetto di birra a Clout. Questo è Dainese. Me lo ricordo proprio di una rapidità di mente inenarrabile, ma non lo dava vedere, era proprio così, un dono di natura. Igor, che poi ha fatto matematica, Rita, che studiava, cosa studiava Rita, poi ha fatto l'assistente sociale e adesso, dopo che è andata in pensione, ha messo in piedi una bella attività a Cavazzo, Borgo Poscolle, una trattoria pluripremiata e con biologia e con prodotti biologici. C'era il suo ragazzo, l'ingegnere Pilinini, c'era il nipote di Barazzetti, Giovanni, insomma, ecco, c'erano persone anche che come Canciani non hanno finito. Fino al 69, come posso dire, cane sciolto, ecco. C'era la categoria cani sciolti, no? Proprio era molto precisa. Cane sciolto che tornava a casa il sabato e la domenica, lavorava come aiuto subagente delle generali con mio zio, lavoravo. Mio zio aveva l'asma, per cui era un dovere, no? Mi pagava bene, avevo qualche soldo in più, perché mio padre come maestro riusciva fino a un certo punto, per cui era un dovere e un piacere, ecco. E poi facevo l'attività con il circolo, con la Vini, cioè era un'attività culturale impegnativa, i cineforum e tutto, anche i corsi di scacchi. E poi l'attività politica è diventata diversa perché dopo l'attentato di Piazza Fontana, anzi già a cavallo, quando la tensione aumenta, c'è una
in me una radicalizzazione, cioè dice lo Stato borghese è repressivo, è servo, eccetera, c'è una visione unilaterale e mi avvicino, c'era il periodo come dice, catecumeno, no? Non anabattista, ma anamarxista, catecumeno dei marxisti-leninisti, linea rossa ovviamente, non linea nera perché sennò... E c'era Dario Visintin, eccetera, via Totti. Gravito con loro qualche mese, ma non è il mio... Facciamo una riunione in 5, c'era di noi nella mia camera in via Gatteri, qualche mese dopo, così, questo avvicinamento, c'era con noi Germani, che poi è un critico, è diventato critico cinematografico per il giornale sloveno, italiano, eccetera, e altri 3 compagni, discutiamo per 2 ore, alla fine usciamo e Giovanni Baraccetti mi ricorda sempre, dice: siete entrati in 5 e siete usciti in 3 linee diverse. È normale, basta vedere adesso cosa succede alla sinistra, cioè niente di più, niente di meno. Ma questa non è storia proprio, cioè in 5 si riusciva a fare 3 linee diverse. Non so bene com'erano le composizioni, ma questo era un fatto. E poi io continuo a gravitare come cane sciolto nel movimento, sono orientato verso il mito della rivoluzione culturale, una delle più grandi mistificazioni della storia per me adesso e da molto tempo, che ha provocato catastrofi in Cina, alla fine della quale però c'è stato lo sbocco, la via d'uscita grazie a Zhou Enlai e Deng verso una forma di capitalismo socialista che ha tutti i limiti, che ha riportato però la Cina, a mio avviso, a livelli del 1600-1500, quando era la più grande produttrice di beni nel mondo, 50% di beni o 60% di tutto il mondo, prima dell'arrivo delle vele ai cannoni inglesi, olandesi, eccetera. Questo è e adesso riprende il suo posto, perché sono confuciani, lo erano, lo sono e forse lo saranno. Forse il consumismo li distrugge, non si sa. Con quello strumento, come dire, perfetto o imperfetto che è il senno di poi, tu come giudichi l'esperienza del 68 complessivamente? Allora, il giudizio che ho dato, va storicizzato, che davo allora, già dal 72, quando ho avuto la terza perquisizione per la strage di Peteano, sono venuti per la voce a casa mia subito dopo. Mi salva Nereo Battello, perché lo chiamo la mattina, non ho il telefono a casa ancora. È la terza perquisizione, frutto sempre di Lignano, perché comincia, dopo vai. E lo chiamo, sta di fatto che non vanno avanti con me. Poco dopo prendono i 6 di Gorizia e li tengono dentro 2 anni, perché ho avuto fortuna. Erano venuti da me e da Dario Stasi a Gorizia. Mi è andata di lusso, devo dirlo. Non avevo una buona opinione verso le forze dell'ordine, lo Stato, pur avendo rapporti buoni anche con alcuni, con le persone, ma non come istituzione, perché avevo il tenente Platarotti, che poi è stato indagato per Peteano per depistaggio, molti anni dopo, inutilmente inquisito, perché poi è stato, sa dove è andata a finire la sentenza. Non una pessima opinione dello Stato, ed era su posizioni, diciamo, non dico estremiste, ma diciamo dure di giudizio, pur votando sempre PC, perché la prima volta ho votato PSUP nel 68 e poi pur con tutte le critiche per i rapporti con Mosca, eccetera, ho sempre votato PC, voto utile. Questo un po' contrariamente ad D'Alema, io ho sempre seguito questa strada. E per cui dura è stata. Dopo Peteano, devo dire, a ridosso lì, c'è stato anche l'assassinio di Calabresi. Per l'assassinio di Calabresi non sono stato inquisito, però mi ricordo che a Monfalcone, in via Bonavia, dove aveva sede il circolo
la Comune, che avevo fondato con la ex moglie, la Kersevan, Alessandra Kersevan, frequentato da tanta gente, ed era finanziato indirettamente con gli spettacoli organizzati con Dario Fo, per cui Morte accidentale con Asco, Mistero Buffo, ne abbiamo fatti 5-6 spettacoli e si riusciva a finanziarsi, e anche col canzoniere popolare che abbiamo messo in piedi. Bene, al Circolo Bonavia è arrivato un personaggio di lotta continua, Mazarin, che dice: brindiamo alla giustizia proletaria. L'ho cacciato, l'abbiamo cacciato fuori, con tutto il suo impermeabile da spia sovietico buttato fuori. Il clima era pericoloso, perché in quegli anni, seminando tensione, repressione, depistaggi, qualcuno ha pensato poi, 1 su 1000, di prendere la scorciatoia della lotta armata. Questo non lo giustifica, anzi, però questo è stato un momento cruciale. Lì ero già vaccinato, perché mio padre mi aiutava a capire, Marcante mi aiutava a capire, mi diceva, ho stentato a capire, mi diceva: guarda che siete strumento utile per fermare una crescita elettorale del Partito Comunista e un rinnovo della politica in Italia. Questo sono pienamente consapevole di essere stato un utile idiota, anche, non solo, ma un utile idiota sì, in questi casi qua. Non erano tutti come me, io ero un po' più spostato verso atteggiamenti, comportamenti mai violenti, però diciamo polemici, forti, un po' come adesso anche, ad esempio con l'assessore Torrenti. Bene, questo era il clima. Quindi, se ho capito bene, tu ritieni che ci sia un filo tra il 68 e l'esito del terrorismo? Tra il 68 e il terrorismo c'è un filo. C'è un filo che non voglio assolutamente giustificare, non lo giustificavo allora, perché ho visto alcuni personaggi che si stavano avvicinando, che si indirizzavano verso comportamenti violenti, non dico di terrorismo, perché dopo ho capito che alcuni navigavano in quella direzione, ma diciamo non li ho percepiti, soltanto di appoggio ideologico, quelli li ho già tagliati via, perché mio padre mi diceva 1 su 3 è una spia, questo chiaro era il discorso. Sì, in quegli anni inizia, e c'è un misto, il passaggio al terrorismo avviene sia per una questione ideologica, che continua ad andare avanti dalla sinistra, sia per un approccio, diciamo così, anche del mondo cattolico, di una parte del mondo cattolico, di un approccio fideista, eccetera, sia come frutto di una campagna repressiva e provocatoria dello Stato. Per cui non c'è una responsabilità. Posso aggiungere anche una responsabilità anche della sinistra ufficiale, che stentava, ricattata da 1000 fili, a cambiare pelle e a farle. L'ha fatto solo molto tardi, con 30 anni di ritardo, quello che in Germania l'ha fatto la socialdemocrazia nel 1954. E questo ha portato una impossibilità di ricambio politico, che è stata la causa principale poi del debito pubblico degli anni '80, perché non c'era la possibilità, e per cui si comprava il consenso. Il PC prendeva i soldi ancora da Mosca, e questo è certo, ho parlato con compagni che hanno portato a casa i soldi, e la Democrazia Cristiana, che era finanziata dagli Stati Uniti, e poi gli Stati Uniti che mettevano a nascere e pilotavano comportamenti violenti come quelli di Vinci Guerra, che quando si accorge di essere pilotato fa l'attentato di Peteano. Ritrovo il fratello gemello Gaetano che mi riconferma questa storia. Vincenzo è dentro in galera ancora, non pentito, però con la più grande testimonianza fatta al giudice Salvini per ricostruire la storia dello stragismo nero degli anni '70. Questo è il quadro. Per finire ti chiedo un film, una canzone, un libro, che possono anche non essere
legati direttamente al 68, ma che per te hanno avuto un senso formativo? Beh, il libro è il libro che ho venduto proprio nel 69-70 ed era La strage di Stato, edizione Savelli. Era il libro che già prefigurava tutto quello che era accaduto, la ricostruzione della strage di Piazza Fontana alla Banca dell'Agricoltura. Ed era frutto, si è saputo dopo, ma già si parlava allora, di informazioni che alcuni membri del Partito Socialista hanno passato all'editore. Non c'era un autore, ma era un libro senza autore. Ed era una prima inchiesta, una controinchiesta precisa, dove emergeva la figura di Saragat, di Pesenti, di Kissinger, Valpreda veniva scagionato, di Pinelli defenestrato. Aveva un limite e del quale io ancora mi vergogno. Nel libro veniva indicato come responsabile della morte di Pinelli il commissario Calabresi. Questo non è vero. Calabresi è stato scaricato dal questore Guida, che ha scaricato su di lui ogni responsabilità, pur essendo Calabresi fuori dalla stanza quando è morto Pinelli e non aveva alcuna responsabilità neanche morale. L'ha accompagnato in questura. E Guida ha lasciato credere che Calabresi avesse fatto un corso alla CIA negli Stati Uniti. Era un altro Calabrese, non si chiamava, non c'entrava niente. Non l'ha difeso, l'ha messo in pasto a chi poi l'ha ucciso, e credo che la cosa del processo, i fatti del processo Sofri abbiano un loro peso. Non so se si tratta di provocazione, comunque c'era una campagna pesante. Ecco, questo libro a questo punto debole, il resto per me era ricostruito correttamente. Per quanto riguarda un film, il film del 68, credo sia il 68 che ricordo di più, non ha una valenza direttamente politica, ma è 2001 Odissea nello spazio, perché il film. Se voglio ricordarmi invece un film politico, devo dire La Cina è vicina, dove la Cina ha poca importanza, era un film sulla crisi e sulla familicità della borghesia e sulla capacità camaleontica di cambiare, ecco, di cambiare pelle, di adeguarsi a tutto. E se devo dire cosa non ha funzionato e cosa va conservato e cosa va buttato. Fino agli anni 60, a metà anni 60, la società italiana era come una vasca con acqua cheta, cioè si lavorava, non si discuteva, era un'acqua stagnante, dove entrava dentro un po' d'acqua, eccetera. Poi l'acqua, l'innovazione delle industrie, l'innovazione della società, l'esigenza della stessa industria chiedeva cambiamento, chiedeva altro approccio. Non sarebbe possibile pensare alla rivoluzione tecnologica in America senza Berkeley degli anni 60, perché lì la fucina. E da noi entra dentro quest'acqua nel lavandino. Noi abbiamo sturato quel lavandino, abbiamo tolto il tappo, siamo stati una generazione che incidentalmente era necessaria a un ricambio dell'acqua. Abbiamo tolto il tappo, è andata fuori l'acqua, probabilmente è andato fuori anche il bambino che è in noi, e per cui dopo ognuno è andato per la sua strada. Qualcuno ha perso ogni riferimento, altri no. Io ho lavorato già da studente, lavoravo per le assicurazioni generali, poi ho fatto, dopo l'insegnamento, ho fatto l'agente delle generali, poi il broker, ho assicurato ospedali, ferrovie, trasporti, ancora adesso lavoro. Perché ho lavorato per i padroni, come si dice, ma con soddisfazione. Alle generali devo dire che il padrone migliore è stato Bernheim, che era francese, ebreo. Pagavano bene ed erano precisi ed erano di parola. Cui questo dato. Ecco, la canzone che ricordo di più è la canzone che ho
sentito l'inizio su un disco, quelli long plane, ecco. Il disco di Ivan Della Mea, e la canzone è Venne maggio e fu speranza e fu bandiera, bella e dritta sulla barricata, e la lotta va vissuta e non cantata.